Cominciamo a discutere tutti assieme. Ci sono già degli interventi e spero che ce ne saranno molti altri. Ora non so il nome, però ieri sera c'era un intervento caduto perché non c'era più tempo. Non so se è già tornata. No, vero? Beh, allora lo teniamo per dopo. Avevamo detto ne parliamo domani mattina, ma non... Eccoti. Arriviamo. Sì, salve, grazie. Sì, vengo da Arezzo, mi chiamo Loredana Betti, sono del centro milanese. Il mio intervento, la mia domanda, il mio desiderio di, come dire, di interagire era su quello che aveva detto Patrizia Montagnier sulla vicenda migratoria. Eh, Se permettete però due cose, perché poi stamani, io non lo so, poi come dire, ieri era ieri, stamani ci sono state moltissime cose che sono emerse da questa nostra, eh, dai relatori e dalle relatrici. E quindi io due cose le vorrei dire anche su questo per poi arrivare a Patrizia. Intanto devo dire lo stupore di ieri, però, perché la relazione di Semi, che non è disgiunta da quello che poi ha detto Patrizia, è la cosa che veramente mi ha molto, molto sorpresa. Ecco, sono stata stupita da questa proposta che ha fatto Semi sulla Comune di Parigi. Mi sono anche chiesta, ho anche chiesto ai colleghi e alle colleghe perché c'era questa proposta. E poi pensandoci, condividendo anche, perché poi i pensieri si modificano nel mentre che parliamo con voi, ho capito anche che in questa proposta bellissima, contemporanea, perché c'era molta contemporaneità, così come nelle analisi di Patrizia, c'era proprio anche il bisogno di differenziare quello che è l'evento da quella che è la struttura, come Semi, rispetto alla storia, proponeva. Quindi la comune, così come lui ce l'ha raccontata, le Temps de Cerise, che non è il posto delle fragole, ma evidentemente è quello che adesso noi possiamo condividere in questa amorosa presenza che Semi anche ci ha stimolata. Io ci ho visto davvero una meraviglia, come dire, un'apertura alla stupore, alla meraviglia, ma anche un indirizzo di legame. Questo non è disgiunto anche dalla proposta di Preta e di Ambrosiano rispetto, per esempio, alle generazioni, e cioè alla questione giovanile e al bisogno di occupare uno spazio anche nascosto, cioè il rispetto di un'area segreta, senza la quale, come dire, non sostare troppo nel sogno degli altri, diceva Deleuze, no? Vero bastione poi è un'idea di futuro ed è esattamente quello che potrebbe capitare se questo tempo delle ciliegie non fosse fatto vivere, ma il tempo delle ciliegie è anche il nostro. Allora, come abitare lo spazio del tempo delle ciliegie insieme però a questo reale così spaventoso, anche difficile evidentemente da vivere senza rimanerci sotto. Ora i ragazzi hanno trovato questo sistema che è questo dell'occultare, senza il quale non potrebbero vivere, cioè costruiscono, condividono aree di segreto, aree che sono anche, come dire, trasversali e a livello, in una difficoltà evidente di occupare il sogno degli altri. Ma questo è sempre stato, cioè l'abbiamo fatto anche noi, no? Cioè, non avremmo fatto futuro se avessimo abitato troppo i sogni dei nostri antenati, genitori, parenti. Ehm, Come possiamo conciliare questo
con per esempio il lavoro con i giovani migranti, perché io ricordo che la vicenda migratoria è fatta di una popolazione giovane che se ne va dai luoghi di origine, perché l'Africa è tanta e l'Africa è fatta di paesi che sono molto diversi l'uno dall'altro. Adesso, per esempio, c'è un fenomeno interessante che sta accadendo. Leggevo un articolo dove si diceva che c'è un problema generazionale in certi paesi, laddove i giovani contestano l'organizzazione familiare e anche chiedono di occupare spazi diversi nel mondo, non riuscendo più a vivere dentro una tribalità che li vede poi destinati dentro un futuro che è già predeterminato. Quindi io vedo nel fenomeno migratorio anche un elemento che unisce molto i giovani del mondo, no? Cioè tra una pietas importante e un disprezzo odioso, io credo che c'è un'area di mezzo che che dovremmo occupare noi per la nostra parte come psicanaliste e come psicoanalisti a capire che cosa si gioca lì. Chiedo però anche a Patrizia, che parlava per esempio di questa differenza di accoglienza tra le recenti vicende, gli esiti della guerra in Ucraina e quindi l'accoglienza che noi abbiamo fornito soprattutto alle donne, perché vedete, quella era anche una migrazione fatta di donne e di bambini, pochissimi sono stati gli uomini che rimanevano evidentemente a combattere. Quindi era una migrazione molto particolare dove noi abbiamo anche costruito possibilità di accoglienza decente. Ci siamo illuse e illusi, io lo dico retoricamente perché non mi sono illusa, ma insomma diciamo che ci poteva essere l'occasione di studiare dei sistemi più decenti di accoglienza utilizzando proprio questa circostanza. Non è stato così, non è cambiato niente. Attualmente con le popolazioni africane noi siamo ancora in un'area che sono i CPR, che sono centri di respingimento. Allora chiedo a Patrizia cosa pensa di questo, se ci potesse raccontare di più di queste differenze che lei ha visto e la sua opinione sincera su questo, per capire anche come ci muoviamo tra evento e struttura. Grazie. Raccogliamo un po' almeno gli interventi già prima di rispondere, se no diventa... E allora adesso Saranti Stanopoulos. Ti dà il microfono. Bene, quando ero piccolo, le ciliegie le mettevano sulle orecchie anche le mie sorelle. E essendo eh? Essendo io la loro mascotte insieme a mio fratello gemello, se le mettevano anche sulle nostre. E io penso che quello che diceva l'intero lavoro di Alberto è che illusione è innamoramento e che la lotta per la libertà è innamoramento, che la vita è innamoramento e la corporeità, la carnalità della ciliegia testimonia qual è la posta in gioco, perché quello che oggi è manipolato, aggredito, non è il corpo biologico nella sua esistenza, no? Ma il corpo erotico. E il corpo erotico non dobbiamo dimenticarlo, che non è affatto il corpo biologico, è il corpo pulsionale, il corpo degli affetti, delle emozioni, il corpo psichico se vogliamo. E se vogliamo essere onesti con loro, ciò che è denegato è il piacere femminile, è il corpo femminile, che noi vogliamo pensarla. L'attacco è alla femminilità. Qualsiasi cosa forma prende, la psicoanalisi non può non tenerne conto. Ora, c'è una questione che riguarda il fatto che certamente, l'ha detto Winnicott, quando la psiche si dissocia dal corpo,
quando il corpo non è più erotico, non è un corpo psichico, è sedotto dalla mente, è usato dalla mente, ma è un corpo biologico che deve agire secondo schemi mentali e per questo è anche manipolato. E siamo di fronte non soltanto a una genetica, ma anche a una eubiologia. E questa manipolazione dei corpi prende forme molto diverse tra di loro, perché apparentemente sul piano fenomenologico, ma vanno nella stessa direzione. La manipolazione genetica, la manipolazione medica, che verte sia sull'immagine ma anche sul funzionamento. Poi c'è la manipolazione del corpo dei migranti, per esempio, e dei diseredati, che diventano sempre più corpi di bisogno, quindi non corpi erotici, ma c'è anche il corpo digitalizzato, perché il rapporto con il digitale desessualizza il corpo. Io ho il caso di una persona, un ragazzo molto simpatico, a cui voglio bene, che ha vissuto per 8 anni dall'età di 10 anni a 18 anni solo in contatto online con la scuola e non con il mondo. Allora, non ha un corpo, cioè ha un corpo potenziale, ma non è un corpo sessuato, non sa che cosa significa il desiderio, lo deve vivere il desiderio, lo deve dispiegare. Allora, queste sono situazioni molto importanti e noi dobbiamo anche essere in grado di affrontarlo con chiarezza. Noi non esprimiamo giudizi, non applichiamo canoni, ma non possiamo esimersi da pensare. Dobbiamo pensare le cose. Non possiamo. Oggi ogni manipolazione del corpo non punta a nient'altro che a usare il corpo biologico, mentre si critica il corpo biologico perché non ci piace per un motivo o per l'altro. Pistorius, per esempio, voleva partecipare alle Olimpiadi, ma noi manipoliamo il corpo biologico per ottenere un effetto psichico, capovolgiamo il senso delle cose. Come analisti questo fenomeno lo dobbiamo lasciare da parte, non lo dobbiamo studiare, non dobbiamo pensarci. Allora, io penso che se facciamo questo, non siamo più una società scientifica, possiamo trasformarsi in un'associazione di un tipo o di un altro, ma non siamo più società scientifica. E una cosa che dobbiamo tenere presente è distinguere tra il caso personale e la categoria. Cioè ogni persona sul piano personale è quello che è e va rispettata per quello che sente, per quello che prova, per il modo con cui cerca di esistere. Non può diventare una categoria, perché altrimenti tutte le eccezioni diventano regole, ma noi già viviamo in un modo pieno di regole. Capiamo l'importanza dell'eccezione, che non deve essere sparita, non deve diventare a suo modo regola. Allora, queste cose sono fondamentali, come è fondamentale la questione del digitale, del online, perché si poneva la questione, che penso importante, che cosa distingue la connessione dell'essere umano, la connessione che esiste sempre, noi siamo connessi con gli altri, dalla massificazione, perché questa è la vera questione dell'online. Allora, per fare pubblicità anch'io in questo caso su me stesso, ho fatto un'intervista con Sara Bofitto un anno fa proprio su questa questione. Allora, Freud, se non mi ricordo male, non respinge il concetto oceanico, lo definisce e dice questo appartiene a quella fase della vita in cui il bambino si identifica con il seno della madre. Winnicott verrà dopo. E questa è una cosa molto importante, perché quello che noi possiamo dire che aggiungere a Freud, ma Freud parlando della distruttibilità dello psichico, della Roma antica, il disagio della civiltà, lo teneva in considerazione ovviamente. Mentre io vi parlo, sono a un certo punto legato fusionalmente con l'altro, non mi distingo dall'altro. A un livello sono e non sono come l'altro isterico e a un altro livello ancora mi differenzio dall'altro. Questi 3 livelli sono sempre presenti nella comunicazione che abbiamo tra di noi. Su questo noi non abbiamo difficoltà teoriche, abbiamo un patrimonio sufficientemente valido e forte, ma dobbiamo capire anche il senso delle differenze. Non dobbiamo confondere le differenze con le distinzioni. Le differenze non esistono senza la loro intesa.
Non esiste differenza se non si relaziona con un'altra differenza rispetto alla quale è complementare, perché può creare un gioco. Il gioco della vita si crea attraverso la differenza. Non riusciamo a desiderare senza dispiegare costantemente la differenza, altrimenti andiamo nella assuefazione. Sono esperienze di vita comune, non dobbiamo dimenticarle. Quindi, quando si crea la massa si crea quando si distruggono le differenze. Perché? Perché non entrano in relazione. Una differenza che non entra in relazione non è più differenza. Ci anonimizziamo e diventiamo l'uno clone dell'altro senza capire che quest'altro che cos'è, ma imitiamo l'uno l'altro. Rischiamo di essere monadi ripetitive. Questa è la massificazione. Quindi la differenza e l'intesa tra la differenza la dobbiamo preservare, e questo è il compito dell'analisi. Allora, online fa male? Certo che fa male. 2 comunicazioni dell'autorità statunitense della salute pubblica hanno detto pochi mesi fa, e nessuno l'ha mai ripreso, importantissime. 1, sono aumentati le morti precoci, tutte quelle che non sono dovute a malattie e sono a cause naturali, del 30% a causa dell'isolamento. È dimostrato che negli adolescenti c'è un danno cerebrale che devono specificare, ma tutti i dati lo testimoniano, e loro proponevano soluzioni che gli analisti possono vedere molto meglio di loro, ma proponevano che ogni famiglia abbia un regolamento riguardo l'attività online dei figli e degli adolescenti. Cioè, causano problemi fisici oltre che psichici, ma non ci sorprendono, perché se si rovinano le relazioni, neppure il corpo biologico vive bene. Allora, la domanda che io faccio prima di porre una questione che è molto importante per quel che riguarda l'etica della nostra cura è questa. Noi critichiamo questo fenomeno, ma il fatto che continuiamo ad essere sommersi in iniziative online che a me mi distruggono, devo dire la verità, ma penso tutti. E questo, gli analisti pensano di essere al di sopra degli altri esseri umani, essendo analisti dove l'analista c'è cambia la qualità della vita. Siamo fuori dal mondo reale. Quando si fanno terapie online sistematicamente e regolarmente, da che parte stiamo? Guardate che io non sono mai ispirato da uno spirito di imposizione. Io penso che un analista può farlo, ma assumendo una responsabilità personale. Non è una questione che può essere la linea guida degli analisti. C'è un rischio, lo sappiamo. Perché non torniamo nel mondo reale? Chi non lo vuole fare non lo faccia. Non è che sarà non la sta psicanalitica, avrà una posizione eccentrica rispetto al comune nostro modo di fare, che dobbiamo però preservare. Perché ognuno di noi pretende, ognuno fa eccezioni nella etica, a chi io le faccio? Perché dobbiamo pretendere che le nostre eccezioni diventano la regola per tutti? Così cadiamo in una totale incoerenza. Concludo che mi ha colpito molto il lavoro di Patrizia Pajola, perché mi ha permesso di guardare una cosa a cui non avevo pensato prima. Ora, se seguiamo uno schema che il lavoro di Patrizia l'ha reso molto bello, molto chiaro, è che delusione c'è sempre. Però arriva un punto, che è quello della disillusione, in cui si può andare o verso il lutto o verso il diniego. Il diniego esclude il lutto, tutto sommato. Allora, qua c'è qualcosa da fare. Se io, per riprendere una questione che dibattiamo in una maniera così ideologica che ti viene la voglia anche di non parlarne più, se uno non sta d'accordo con il suo corpo biologico sul piano del sesso, no? E noi possiamo dire che non fa il lutto e fa un diniego, ma la questione fondamentale per noi non è questa. Dove l'illusione è perduta?
Perché dietro ogni diniego c'è un'illusione perduta. Dov'è? Quando ero giovane, molti anni fa, avevo scritto una cosa sui transessuali, perché me ne sono occupato 40 anni fa, per 4 anni, nel servizio di psicoterapia. E lo scrivevo con Maria Vittoria Tura, una bravissima analista e mia maestra per tanti aspetti, e dicevamo, mettevamo un gioco tra tante teorie, il sesso fortemente sognato, l'altro sesso come sesso fortemente sognato. Dove sta il sogno? Noi analisti rispetto a questo diciamo va bene, hai fatto l'intervento, hai cambiato il tuo sesso, eccetera, eccetera, va bene o va male, ma il sogno dov'è? Dietro ogni diniego, di ogni impasse c'è un desiderio che non riesce a esprimersi. Ce ne occupiamo e ce ne possiamo occupare se continuiamo a ignorare i fenomeni e a gestirli. Perché noi siamo condannati ad essere critici, non a sospettare, a dubitare. Però sappiamo una cosa, che nulla di quello che noi diciamo è un canone per gli altri e per la vita. Questa tensione dentro di noi la dobbiamo mantenere viva, altrimenti la psicoanalisi perderà il suo posto in questo modo. Un pensiero irriducibile a qualsiasi convenzione. Grazie. Grazie a te. Allora, continuiamo intanto a raccogliere un po' di domande. C'era Maria Moscara o Adriana? Ah, da chi inizio? Ne avevamo, la mettiamo dopo quelle che erano già pervenute. Un attimino, Gemma, che... Sarò molto breve. Allora, volevo ringraziare Riacciolin, Patrizio Campanili, il Centro Veneto e anche tutti i relatori perché sono state 2 giornate davvero molto piene, interessanti. Sarebbe buono avere le relazioni per poterle leggere e ancora fare altre domande. No, avevo una domanda molto piccola, circoscritta, che riguarda il diniego. Da ieri, insomma, ora stamani si è allargata, ma la concentro un po'. Mi aveva colpito il lavoro di Enrico Maggini che aveva segnalato il problema di traduzione di alcuni termini e l'uso, per esempio, di Verleumdung e Verwerfung, che non necessariamente corrisponde a, insomma, come la Verleumdung non poteva essere un rinegamento. E la questione della traduzione è molto importante perché anche la traduzione italiana di Verleumdung, per esempio il dizionario di Laplanche non ha il termine diniego, ma rinegamento della realtà, non c'è diniego nella traduzione. Quindi è una questione che come stamani veniva segnalato, ci porta alla grande patologia, al feticismo, oppure a una relazione con la nevrosi e con la rimozione. E quindi ecco la domanda che in parte stamani insomma, poteva essere risposta era il rapporto tra diniego e rimozione, soprattutto che viene enfatizzato in costruzioni in analisi, quando Freud dice ci invita a approfondire questi rapporti a proposito della somiglianza tra le costruzioni dell'analista e la formazione delirante. E a questo proposito anche Maurizio Balsamo, Maurizio stamani parlava del ricordo sull'Acropoli, no? Del disturbo della memoria di Freud sull'Acropoli. E la domanda che mi ponevo era se l'autoanalisi che lui compie del fenomeno di estraneazione nell'Acropoli non fosse già una revoca del diniego. E a quel punto si poneva la questione che diceva Alberto, perché il diniego è molto collegato alla rimozione, è subdolo come meccanismo. E allora quando il ritorno del rimosso si modifica, il ritorno del diniego o il diniego fa un altro itinerario, fa un altro tipo di cambiamento. Insomma, mi incuriosiva questa dinamica del diniego come è stata posta stamani. Grazie.
Allora, ci sono ancora 2 interventi dalla sala, poi Gemma Zontini, poi un altro intervento, poi direi di chiudere questo primo giro di domande. Anche, ecco, e poi la risposta. Con Alberto chiudiamo il primo giro. Adesso Maria Moscara. Intanto grazie a tutti. Mi chiedevo se per il diniego, una domanda un po' per tutti i relatori, possiamo pensare ad un aspetto quantitativo, economico, quindi, nel senso che per esempio si è parlato di doppio diniego sia ieri che oggi, ma io lo pensavo rispetto proprio ad una forza, una quantità di energia sia nel diniego come meccanismo di difesa, e quindi se per esempio ci può essere un aspetto quantitativo tra la grande patologia e no, proprio come domanda, e sia nella regolazione del rapporto tra percezione e realtà che ci richiamava Alberto Semi, ma anche se un aspetto quantitativo possa influenzare la funzione poietica del diniego nella costruzione, diciamo, dell'io. Grazie a tutti. Ora Marco Franceschini. Francesconi, scusa. Scusa. Sì. Grazie. Ma intanto grazie comunque per tutti gli infiniti stimoli, veramente richiederebbe tantissimo tempo di rilettura e di riflessione. Ma questi spunti mi hanno portato a pensare a qualcosa che mi richiama un corso che facevo, io sono a Pavia, oltre al terapeuta insegno da tanti anni a psicologia, e uno di questi corsi era sulla memoria dal punto di vista psicodinamico. Ecco, mi chiedevo, in quel percorso, con anche una pubblicazione, indicavo che il fatto che Freud, se si prende il progetto per una psicologia scientifica, sembra arrivare a indicare che il processo della memoria è qualcosa di totalmente basilare e non un archivio. Cioè, la prima sensazione quando noi andiamo a percepire qualcosa è di attivare un già conosciuto. E quindi operiamo una presentificazione della traccia amnestica. Ovviamente ci sono le citazioni, ma è chiaro che qui non... questa presentazione di un'immagine viene smentita dall'esame di realtà, che dice no, guarda, quello che io chiamavo l'identikit nel mio... non va bene, cioè c'è qualche differenza. E si comincia con un'operazione di diniego, di forclusione, di rigetto, non certo di rimozione comunque, ma qualcosa che dice no in varie forme, io non entro in quale, che deve in qualche modo permettere di accedere alla piccola o grande differenza tra quello che effettivamente stiamo percependo. Anche questo allora potrebbe essere un elemento importante, radicale proprio nel funzionamento psichico, tanto che in quel progetto, Freud parla di un io inibitore, soltanto con funzione inibitoria, un io che chiama disturba decorsi, cioè si interpone per disturbare i decorsi di qualcosa che è già certo, che è già dato per scontato, e così non è. Quindi un primo punto è come inseriamo in queste riflessioni, di questa possibilità di vederlo proprio come un elemento fondamentale e radicale. Il tema potrebbe portare appunto alla necessità, e anche questa è una cosa a cui tengo sempre come sottolineatura, che anche nella terapia occorra adottare qualcosa che non sia solo il rispecchiamento e la convalida, ma anche questa operazione di smentita di qualcosa che il paziente teme di essere o di poter diventare. C'è un'enfasi enorme in questo momento su tutto quello che è appunto il rispecchiamento. Winnicott è stato citato decine e decine di volte. Certo, è fondamentale, è verissimo, abbiamo bisogno di tutta questa operazione, però certe volte bisogna anche, qualcosa è stato detto in queste 2 giornate, anche del dire no, anche di qualcosa in cui c'è una non consensualità, che credo sia fondamentale, proprio a partire da questa esigenza anche di disconfermare qualcosa che è nel timore e nella ipotesi, appunto,
da far rivedere attraverso il lavoro analitico. Così come forse, riferendomi anche a quello che diceva Lorena Preta, che citava questa espressione della convalida eccessiva dell'essere se stessi, e qui io sono inondato nelle scuole di psicoterapia dove mi capita di insegnare da questo volume di Ogden recente, no? Sul fatto che viene un po' in modo stereotipato utilizzato troppo questo aspetto pindarico, no? E poi nicciano dell'essere se stessi. Se lo interpretiamo come una convalida di ciò che si è, io credo che sia una convalida dell'io ideale, non dell'ideale dell'io. Si è perso completamente la possibilità di far evolvere l'io, o il sé, insomma, verso una struttura che ancora è in divenire potenziale. Quindi questo tipo di convalida è una convalida fortemente negativa, di stampo materno rispetto al paterno. Boh, potremmo parlare di questo, ma insomma comunque non solo la domanda dimmi che vado bene come sono, ma dimmi che posso andare bene se divento qualcosa che ancora non sono. Oggi questo si perde, più che non i desideri, i progetti. I giovani hanno desideri, ma forse siamo noi ad amputarne la possibilità di espressione. Ci sono molte altre cose, cito soltanto delle vocazioni puntuali per non dilungarmi. Penso a Britton e a tutta la sua operazione di una controcredenza che è alla base di qualcosa che appunto rischia di sovrastare quello che deve essere negato. Cioè, quindi se c'è un diniego, c'è anche qualcosa che si incarica di essere affermato con grande decisione e diventa una controcredenza forse appartenente a quell'ordine psicotico della certezza psicotica, traduzione di una Wahrnehmung, di una intuizione delirante iniziale. Ma il terzo è lì ben descritto da Britton, perché è proprio lui che in fondo propone la critica a Winnicott dicendo non c'è soltanto una madre che rispecchia il bambino, ma c'è un bambino che guarda cosa la madre sta facendo. Quindi la terza posizione osservativa della relazione della madre col proprio compito che sta svolgendo diventa fondamentale per la costruzione della triangolazione. Non il 2 a 2, occhi negli occhi e basta, che è riduttivo dal punto di vista della triangolazione. C'è un altro nome che vorrei introdurre, che nelle mie corde, ma che è Bleger, che qui ho sentito tante volte evocare, ma in un'altra forma, in un altro linguaggio e con altre impostazioni, che ovviamente rappresentano un altro tipo di percorso. L'ambiguità. L'ambiguità è la soluzione del conflitto dicendo che non c'è nessun conflitto. Se noi evitiamo questo, abbiamo la stagnazione, la noia, la perdita di interesse, lo spegnimento di qualunque, perché quello è il sistema difensivo. Gli adolescenti, di cui abbiamo sentito parlare anche oggi, eccetera, spesso hanno questa condizione ambigua, che non è un termine positivo in Bleger, non è quello che permette l'arte o letture, è un discorso lungo, ma è proprio qualcosa che elimina la conflittualità attraverso una soppressione, tornando a stati iniziali della mente. E anche questo è estremamente importante perché viene collegata all'aspetto simbiosi-autismo, ma il discorso sarebbe lunghissimo, ma da quel stato mentale arcaico, se predomina, si esce soltanto andando verso lo schizoparanoide. Andando verso lo schizoparanoide vuol dire combattere, distruggere e lottare alla distruzione. Quindi questa è un'operazione che è molto importante per la violenza, perché per uscire da questa condizione peggiore, che è la prima assoluta della mente secondo Bleger, noi andiamo verso, che bel guadagno, no? Andiamo verso lo schizoparanoide, finalmente ci arriviamo, bene, distruggiamoci. Allora questa è un'operazione fortissimamente pericolosa. E dico una parola soltanto a difesa della Klein. Io sono uno di quelli che anche insegnando, eccetera, dico attenzione, noi emancipiamoci pure, è vero che ci emancipiamo da Freud, ci emancipiamo dalla Klein, ci emancipiamo da Bion, però dobbiamo anche tener conto che alcune affermazioni sono fondamentali, sono da leggere nei testi originali, non sono come vengono spesso diffusi nella vulgata. La Klein ha il grande torto di averci ricordato, lo dico sempre un po' come Beckett che diceva si nasce tutti pazzi ma qualcuno lo resta, la Klein ha detto si nasce tutti cattivi ma qualcuno viene guastato dopo. Quindi invece diciamo che tutto sommato c'è un cambiamento di posizione che ci porta appunto a restituire, diciamo, a quello che può essere giusto anche così tenere presente. Mi fermo. Bene, grazie. Ora Gemma Zontini. Devi accendere l'audio.
Ok, adesso sì, me l'ha consentito, scusatemi. Ehm, Mi vorrei riagganciare a quello che diceva Alberto Semi, a che punto si applica il diniego, a che punto della percezione si applica il diniego, no? Perché mi era sembrata una cosa molto interessante e allora mi chiedo, propongo come riflessione, se il diniego non si agganci anche al passaggio dalla rappresentazione di cosa alla rappresentazione di parola. Lo dico perché avevo osservato dei fenomeni linguistici che mi avevano colpito, no? La trasformazione dei sistemi linguistici come trasformazione dei sistemi simbolici. Ora io dico, meno male che i sistemi simbolici e le lingue si trasformano perché accolgono molte cose, si ampliano in questo modo, no? Però forse dobbiamo osservare delle trasformazioni che invece sono improntate al diniego. E allora, per esempio, un tempo si diceva tutti noi siamo qui, il maschile andava bene per uomini, per donne, no? Poi è diventato tutti e tutte siamo qui e adesso cadono le finali di parola che indicano il genere della parola, no? Io penso che questo tipo di trasformazioni sono trasformazioni impoverenti che secondo me vengono da un particolare tipo di diniego, un diniego che si è subito ab origine secondo me, perché il diniego a mio avviso è bilaterale e simmetrico, cioè nel senso che, lo diceva anche ieri Marco La Scala, no? Le intrusioni dell'altro nella propria soggettività, la madre intrude il bambino con dei contenuti che non sono del bambino ma che sono contenuti propri. Cioè io penso che esiste una forma specifica di diniego originario che è legato naturalmente, si riflette naturalmente nelle cure materne, ma non è legato tanto a una specifica particolarità delle cure materne, ma è legato al fatto che in queste cure materne si introduce il diniego della soggettività particolare del soggetto. E allora, secondo me, questo poi determina una pulsione di impossessamento, una tendenza a far diventare proprio il sistema simbolico, perché il sistema simbolico per definizione non tiene conto della singolarità, ma è fatto per generalizzare. E allora questi fenomeni a cui mi riferivo io prima, la caduta delle finali, eccetera, potrebbero essere un diniego che passa nel simbolico, che è passato nel simbolico e che manifesta la necessità del singolo che è stato denegato come singolo a reimpossessarsi del simbolico e a singolarizzarlo in qualche modo, no? E appunto questa questione potrebbe essere legata alla perdita di senso, no? Perché il senso, prima di essere un senso, è un senso comune, no? E come diceva Lorena, si perde il senso perché non riesce a diventare un senso comune, rimane intrappolato in un senso singolare che in queste operazioni di trasformazione del simbolico si possono riflettere per esempio nella deformazione della lingua, a volte favorente, a volte impoverente, no? E allora però si perde il senso, se la lingua si deve piegare alla propria singolarità, si perde la possibilità di condividere nei sistemi simbolici un senso comune, no? E forse anche questo è un aspetto del che cosa abbiamo fatto, di cui parlava Laura Ambrosiano, no? Abbiamo forse consentito che certi discorsi che si impossessano della singolarità, per esempio il discorso della scienza per il quale siamo tutti uguali, sia trapelato eccessivamente nelle nostre relazioni individuali, anche familiari, anche madre e bambino, di fatto consentendo quel diniego della singolarità che poi induce il singolo a denegare la generalità e quindi a impossessarsi del simbolico, a coartare il simbolico, a costruire una neorealtà, il delirio, o a liberarsi di certe percezioni che vanno verso la disumanizzazione. Questa liberazione di alcune percezioni può andare verso la disumanizzazione e la disumanità. Grazie. Ora Patrizia. Una domanda che si lega forse un po' a quello che stava dicendo adesso Gemma, ma anche a tante cose che sono venute fuori prima. Ieri soprattutto è stato ogni tanto, ma molto perifericamente, nominato il feticcio, che è centrale nella storia della costruzione della teoria del diniego, che però forse noi abbiamo un po' trascurato rispetto alla sua necessità. Cioè, che necessità c'è del feticcio? Che rapporto ad un certo punto deve essere istituito
con un brandello di realtà concreta, a quel punto che diventa l'ancoraggio necessario per poter sostenere il vuoto che si è creato. Però credo che varrebbe la pena, se se ne ha voglia adesso, poi non lo so, reintrodurre qualche pensiero, perché nelle relazioni di ieri è stato nominato, spesso tra parentesi, però credo che sia utile che non resti tra parentesi. Ultima domanda del giro, Alberto Lucchetto. Dunque, è difficile non intervenire e al tempo stesso molto difficile intervenire, perché sono tante le domande, tanti gli spunti e scusatemi, ma cerco di metterli insieme, a cominciare da una sensazione di fondo che è al tempo stesso di problematiche che si delineano, ma io sottolineerei anche che è altrettanto evidente che la psicoanalisi nel suo secolo abbondante di storia ha un tesoro di conoscenze, di metodo, di teorie, non spaventiamoci della parola, che va assolutamente, e penso questo sia effettivamente la speranza per il futuro, deve essere rifondata, cioè trovando, ricostituendo l'originario della psicoanalisi, di queste conoscenze, fin nel rapporto che quotidianamente abbiamo nel nostro studio, perché non ci dimentichiamo che il metodo, la situazione analitica è il tentativo di reinstaurare una situazione originaria che è l'unica possibilità per rimettere in gioco, attraverso i vari strumenti, incluso il diniego del diniego da parte dell'analista e così via, qualcosa che altrimenti ha difficoltà a entrare in trasformazione. Allora, rispetto alla scissione, al diniego, lapsus non è casuale, effettivamente io sono abbastanza convinto, no, come si diceva, che è qualcosa che ha vari livelli, diniego funzionale, diceva Maurizio, diniego invece disfunzionale. Ora, è effettivamente un problema capire, e un po' vi accennava oggi Alberto Simi, dove si colloca, o dove si può far collocare la differenza fra l'uno e l'altro, perché effettivamente la questione della scissione, che in quello disfunzionale è abbastanza evidente come effetto, beh, io ho qualche dubbio che non si crei anche nel diniego, diciamo così, funzionale, no? E allora effettivamente questo, adesso vi accennava indirettamente Saradis, dove va a finire per esempio l'illusione, no? Sacrifichiamo anche in questi dinieghi funzionali l'illusione, anche nel nostro utilizzarlo nel lavoro analitico. Beh, sono quesiti importanti. E allora, come aveva accennato Maurizio, io riprendo la frase finale della voce del vocabulaire di Laplanche e Pontelis a proposito del diniego, perché mi sembra effettivamente reintrodurre una serie di elementi. Dice, tutte queste osservazioni consentono di chiedersi, e qui si conclude con questo interrogativo la voce, se fondamentalmente il diniego, che ha conseguenze così evidenti nella realtà, cioè è il diniego che produce effetti nella realtà, non riguardi un elemento fondatore della realtà umana, anziché un ipotetico, tra virgolette, fatto percettivo. Alberto Simi oggi riproponeva la questione della realtà. Forse dobbiamo dirci che anche nei fatti percettivi quel che conta per l'apparato psichico è la realtà umana che così manda, non posso che dire, dei messaggi,
no? Dei messaggi che dalla realtà umana vengono o non vengono, no? E quindi questo è effettivamente qualcosa di assolutamente essenziale, cioè la realtà dell'altro che in quella situazione, la Blanche la chiamava situazione antropologica fondamentale, pone un corpo del bambino che non ha un inconscio immerso nella relazione con gli adulti che hanno un inconscio e che non possono non metterlo in gioco nelle varie loro possibilità in questa relazione che sarebbe simmetrica e che diventa invece profondamente asimmetrica. Allora, a questo punto è effettivamente la questione dell'umano che si pone. No? Che cosa caratterizza l'umano? Essenzialmente come, io ripropongo molto problematicamente questa questione, come animale linguistico e pulsionale. Ora, Laura diceva, no, a proposito dei giovani, no, che sembrano difendersi dall'intrusione da parte degli adulti. Ebbene, questa è una cosa che fin dall'inizio costitutivamente il corpo del bambino deve fare per costruire, ed è mosso da questo a costruirlo, un apparato psichico. Allora, anche un filmato molto diciamo così, perturbante, no? Quello proposto da Lorena, che avevo già visto e che già mi aveva colpito, lo si può leggere in vari modi, no? In fondo c'è in tutte queste operazioni, al fondo non dico che sia la cosa essenziale, ma c'è il tentativo in questo mettere diciamo sul cloud il cervello, i dati, e come rifiuto organico il corpo, un'operazione ovviamente, diciamo così, che ha esattamente l'effetto contrario, ma il tentativo di liberare il corpo da una massa di dati, che sono quelli proprio che vengono proposti, no, al corpo del piccolo, dal mondo degli adulti, in una maniera ovviamente assolutamente controproducente, però il tentativo di scorporare e scorporarsi, anche se appunto con l'effetto, ma come ritrovare questo corpo? Questo corpo che è il corpo, effettivamente un corpo pulsionale, un corpo, anzi, quello che il corpo pulsionale non può che mettere da parte, forse nel senso del diniego, cioè c'è effettivamente, no, un diniego costitutivo dell'umano che ritorna in gioco in tutti questi altri dinieghi, che è effettivamente qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, e al tempo stesso cercando di trovare una soluzione alternativa. Io penso che sia quello che si fa in seduta, in tante situazioni, diciamo anche in maniera, già per la stessa situazione, per lo stesso metodo, come è stato accennato in tante occasioni, cioè cercare di ritrovare vita, lo diceva, ritrovo la citazione di Maurizio, il diniego opposto al diniego generalizzato della vita stessa, da parte dell'analista, cioè trovare la possibilità di rimettere in gioco la vita stessa, che non passa attraverso ovviamente questa scorporazione, ma deve al contrario trovare un altro modo. Io penso che l'essere umano a rischio della propria estinzione, sempre più sull'orlo di questa estinzione, stia cercando disperatamente, effettivamente, di trovare una soluzione diversa e trovarne altre, anche attraverso, per esempio, no, mi aveva molto colpito, adesso forse Caffo, non mi ricordo, che parlava, ma davvero pensiamo che sia la specie in toto che possa trovare questa soluzione, oppure
non ci rendiamo conto che ci sono già delle speciazioni, cioè la specie umana non è così compatta come possiamo pensare, ma ci siano in nicchie già delle forme di speciazione, di creazione, di costruzione di un'altra specie, come è avvenuto nell'evoluzione, no? L'evoluzione è stata esattamente questo. E allora, ecco, io penso che la situazione analitica, la psicoanalisi, sia un tentativo di speciazione. Cioè, e io penso che, a proposito della, diciamo, della provocazione che faceva Semi ieri, io penso che effettivamente a fronte di processi che vanno, lo diceva Saradis, ma lo diceva indirettamente anche la Marchiori, no? Sottolineando i sistemi della ricompensa e così via. A che cosa assistiamo? C'è un apparato psichico fondato su rimosso, io, preconscio, eccetera, che è sempre più ristretto nello spazio dello psichico, a fronte invece di porzioni che sono scisse, per le quali, ecco, forse qui userei una diversa denominazione, per le quali, ma è implicito nel discorso sulla temporalità, sull'assenza di temporalità di questa porzione, rispetto alle quali non c'è ritorno possibile, perché non c'è effettivamente un tempo, no? Effettivamente è fuori del tempo, di qui anche la quinta stagione, no? Cioè ritrovare un tempo generatore del tempo, mentre l'altra porzione è senza tempo, la definiva in fondo Scarfone, l'attuale, cioè qualcosa che è presente nella nostra esperienza. Possiamo denegarlo o semplicemente percepirlo senza quella coscienza di pensiero secondario, e qui torno alla lettera 52 o 112 di Freud a Fliss, che lì parla di una coscienza percettiva e di una coscienza di pensiero secondaria, che fa sì che possiamo averne coscienza percettiva, un'altra forma di diniego, senza possibilità di connetterlo al resto delle nostre rappresentazioni, che sono l'io. Perché altrimenti non c'è un io che può in qualche modo operare come all'interno dell'apparato. Allora, due cose. La seconda sulla speranza, la prima sul fatto che allora il salto che deve fare la psicoanalisi, io dico che in questo momento è di trovare, lo dico nell'articolo sull'io e l'ess, nel prossimo numero di Knoten-Garden, che è trovare il fondamento meta-antropologico della metapsicologia, essenziale al funzionamento della metapsicologia, così come all'epoca Freud cercava un fondamento extra psicologico, extra biologico a un apparato psichico che è davvero una stranezza nell'evoluzione e che, di cui dobbiamo trovare, diciamo così, un fondamento meta-antropologico. A questo punto dobbiamo avere il coraggio, si diceva ieri, lo diceva Lucia Fattori, per in qualche modo fare un passo avanti, che è un passo molto affermativo. Cioè dobbiamo avere il coraggio di affermare la ricchezza di quello che abbiamo raccolto in oltre un secolo. E questo, fra le varie cose, forse comporta anche uno sforzo di, sempre seguendo Freud, di semplificazione. Dobbiamo trovare il nocciolo, quello che è originario, rifondare quello che è originario per poterlo trasmettere. Scusatemi, un'ultima cosa a proposito della speranza, voglio menzionare un'autrice che mi è tornata in mente poi stamattina a proposito di queste notizie terribili, no? Da Israele, dalla Palestina, perché è una situazione in cui ovviamente, direbbe la Olaigné, c'è il rischio di un telescopage, lei lo usava in questo modo,
cioè uno schiacciamento, le diceva, dell'originario, che è fatto fondamentalmente di rigetto o accettazione o assimilazione, e la realtà, cioè collassando il piano e lo spazio fantasmatico dell'apparato psichico, no? È quello che non permette più di fantasmatizzare quello che succede, e c'è solo la possibilità di rigettare o accettare, no? Insomma, fondamentalmente. E Laulagné, a proposito, è una cosa che mi è venuta spesso in mente a proposito della questione della speranza, la cito e qui concludo, è quello che lei chiamava progetto identificatorio, cioè il progetto di una identificazione dell'io senza il quale l'io non può funzionare, senza la quale l'io non può funzionare. Penso che sia molto in gioco, no? Si dice anche banalmente questi giovani non hanno un futuro, eccetera, ma come possono creare, no? Insomma, un progetto? E dice Laulagné, definiamo progetto identificatorio quella continua autocostruzione dell'io da parte dell'io, necessaria affinché questa istanza possa proiettarsi in un movimento temporale. Ritorniamo al tempo, no? Che l'ultimo atto del legame sentimentale tra il PCI e il movimento operaio, che proprio lì a Torino subirà la marcia dei 40.000. In un movimento temporale da cui dipende l'esistenza stessa dell'io, cioè senza l'io è l'entrata in scena dell'io, dice Laulagné, coestensiva all'entrata in scena della categoria del tempo e della storia. L'io non è nient'altro che il sapere dell'io sull'io, che ha come condizione e come scopo di assicurare all'io un sapere sull'io futuro e sul futuro dell'io. Questa immagine di un io futuro sarà caratterizzata dalla rinuncia agli attributi della certezza, lo si diceva. Non può che rappresentare ciò che l'io spera di divenire. Questa speranza non può mancare a nessun soggetto. Scusate il tempo. Forse non faremo tempo a fare un secondo giro, per cui Elisabetta puoi parlare ora, poi diamo la risposta, poi ognuno risponde e poi vediamo se avanza tempo o no. Sì, ma proprio un minuto per ringraziare tutti della ricchezza, insomma, di queste giornate, ma mi stavo interrogando sulla questione proprio della sospensione del desiderio, della mancanza di innamoramento, che diniego ci sta dietro. Qualcuno ha detto come fare barriera a un reale eccessivo. Allora, se già questi bambini, abbiamo visto insomma in qualche modo che c'è qualcosa di prima dell'adolescenza, certamente, ma pensiamo che effettivamente questo reale è eccessivo. E agli adolescenti che non si innamorano, ai giovani adulti che non si innamorano, ed è vero, l'ho notato anch'io, ma ho pensato, ma questi ragazzi che dai 14, 13, 16, 17 anni sono stati quasi 2 anni, 3 anni congelati dentro casa, il loro unico, penso che sia stato una risorsa difensiva, quella di spegnere tutti i desideri. E come fare poi a ritrovarli? Perché tanti di questi chiusi in casa poi quando sono usciti non volevano più uscire, non volevano più togliersi le mascherine per non essere riconosciuti. Quindi questa mancanza di innamoramento potrebbe, mi domando, forse essere impossibilità di innamorarsi, per cui quello che loro rivivono le storie degli altri, quindi il loro amore è la storia d'amore della Ferragni e di Fedez. Ecco, forse questo reale così schiacciante della pandemia e subito dopo della guerra e della crisi climatica, come si fa ad innamorarsi? Cioè, questo
Ecco, mi chiedevo questo. Grazie. Bene, allora adesso la parola a tutti i relatori, a tutti, perché sono domande anche senza destinatario, no? Che circolano fra noi. E forse però la prima, la Patrizia, aveva invece la domanda, aveva un destinatario, la domanda di Loredana Betti. E poi... Sì, ci sarebbero veramente moltissime cose da dire in proposito, però penso che si deve partire da una riflessione che è questa a proposito della illusione. E, la migrazione è una realtà ed è una realtà con la quale mi sembra noi stiamo facendo tantissima fatica a fare i conti. Perché? Certamente c'è l'illusione di tenerla fuori. Come vediamo, politicamente qualcuno si dà molto da fare per fare questo, ma quello che io ritengo è che sia assolutamente un'illusione, che sia invece una realtà alla quale dobbiamo assolutamente guardare. Ora, parlo della migrazione in generale, ma poi farò la differenza fra quello che è successo, quello che sta succedendo rispetto alla migrazione, diciamo, dell'Africa e dell'Asia e quello che è successo invece con l'Ucraina, perché mi sembra molto molto significativo. Ma come dicevo, io credo che sia da riflettere e sarebbe importante darsi degli spazi per riflettere su questa che è una realtà assolutamente contingente e che non possiamo denegare perché è dappertutto. Credo che il senso prioritario, perché bisogna riflettere sul senso, allora è una realtà che spaventa perché è vissuta come un pericolo, e cioè noi stiamo faticosamente costruendo un'Europa, una grande famiglia europea, e dobbiamo proteggere questa famiglia, che è una buona famiglia, dalle intrusioni di tutti questi possibili vicini cattivi che ci distruggono. E c'è un vissuto di pericolo che voi sentite costantemente anche nelle chiacchiere che si colgono al bar. Questo mi sembra una cosa fondamentale. Quindi finché non si comincia a considerare che questa è una realtà e che bisogna andare al di là del vissuto di pericolo, ma che è una realtà che ha a che fare con il cambiamento, perché quando le ciliegie sono mature e non possiamo più fare finta di niente, credo che questo sia assolutamente fondamentale. Quali sono le differenze fra quello che è successo e che sta succedendo rispetto alla struttura, come mi chiedeva la collega prima, no? Allora, se partiamo dal fatto che quelli che arrivano dall'Africa, dall'Asia, eccetera, sono delle persone che dobbiamo tenere fuori, li gestiamo, a mio avviso, proprio con la convinzione che comunque per quanto possibile è meglio tenerli fuori. Quindi tutta la struttura, a cominciare dalla legge, è una legge, a mio avviso, che ha questa funzione. Se non riusciamo a tenerli fuori, li teniamo fuori dentro, cioè li confiniamo da qualche parte. Questo tra l'altro è assolutamente antieconomico a tantissimi livelli, non solo economico, ma a livello lavorativo, eccetera, eccetera. Chi sono questi che cerchiamo di tenere fuori? In realtà sono prevalentemente persone giovani che arrivano perché hanno loro sì, come dicevo ieri, una illusione e un sogno, che cerchiamo assolutamente di distruggere, e a proposito del corpo hanno
chiaramente un corpo vivo e pieno di sogni, pieno di desideri. Tanto più vediamo questo, tanto più evidentemente è importante cercare di mortificare e deumanizzare questo tipo di corpo. E su questa cosa si potrebbe dire veramente moltissimo, ma credo che finché non si lavora sul senso profondo che tutta questa cosa ha per noi e sul timore che abbiamo di questo cambiamento che è comunque in atto, credo che sia difficile andare al di là del continuare a promulgare leggi che non fanno che aumentare semplicemente le difficoltà di capire come funzionano le cose, ma di fatto non le gestiscono. Che cosa è successo con l'Ucraina? Con l'Ucraina all'inizio è successo una cosa del tutto diversa. A mio avviso il senso di partenza è stato: gli ucraini sono europei. Quindi si tratta di persone alle quali dobbiamo dare ospitalità perché in qualche modo appartengono alla nostra famiglia. E questo che cosa ha attivato? Ha attivato paradossalmente una serie di azioni per cui per esempio si è messa in moto l'accoglienza diffusa, si sono avviate le accoglienze ai confini, eccetera, che inizialmente hanno funzionato meravigliosamente bene, facendoci capire quante risorse in questo senso noi abbiamo. Questa cosa, io personalmente posso dirvi la mia esperienza. Nel primo periodo di accoglienza degli ucraini, io ho lavorato in ben 3 situazioni strutturate. Una è tutto il lavoro che abbiamo fatto all'interno della SPI con un gruppo di lavoro costituito un gruppo di psicologi ucraini, da un gruppo di colleghi di Roma, addirittura dall'esarcato ucraino, perché in questa situazione la Chiesa ha avuto un grandissimo peso nel lavoro dell'accoglienza, e addirittura con UNHCR che ha dato una mano per le traduzioni. Quindi è stato attivato un processo di organizzazione grossissimo che in realtà ha implicato un lavoro di pensare insieme, di progettare insieme enorme, che però alla fine ha portato davvero a un'organizzazione di supporto psichico invece molto molto ridotta. Perché? Perché essenzialmente quello che siamo riusciti a fare è stato supportare alla fine gli psicologi ucraini perché loro potessero dare una mano ai loro conterranei. Questo potrebbe essere letto in tanti modi. La stessa cosa è avvenuto nel piccolo, nel grandissimo progetto che abbiamo fatto per esempio in Friuli, per i quali abbiamo avuto anche il riconoscimento dell'IPA, ma anche un altro progetto che abbiamo avuto in Veneto. E cioè credo che qui si siano incontrate 2 illusioni. L'illusione nostra di poter accogliere queste persone, avendo tutte le disponibilità, l'illusione, credo, così io l'ho letta, ma qui bisognerebbe veramente ancora molto pensare perché ho molte domande su questa cosa. L'illusione, credo, degli ucraini che sono arrivati di poter trovare assolutamente casa loro anche qua. E questo inizialmente è stato fatto, ma in realtà ci sono stati poi tantissimi problemi, a cominciare da quello della lingua. Qui ci sarebbe una grossa parentesi da aprire sulla lingua, ma la chiudo. E comunque alla fine quello che adesso noi stiamo vedendo
è che il governo italiano ha fatto, e qui è cambiata la struttura e quindi sono dovuti cambiare i nostri interventi, assolutamente, il governo italiano ha fatto un viraggio di 180 gradi e ha detto che gli ucraini sono come gli altri profughi. Dove è finito il pensiero Europa? Che cosa c'era dietro? Che cosa ha mosso tutta questa faccenda? Perché tutto questo è caduto sul silenzio? In silenzio credo che ci sarebbero molte cose da dire. Scusate, io mi scuso molto, ma devo chiedere proprio di fare, il tempo si è ridotto tanto, quindi interventi piccoli. Enrico. Grazie. Allora, io devo rispondere a una domanda che mi è stata posta. Ma in tutto questo tempo ho ragionato un po' sulla questione del dibattito, perché per me il dibattito è domanda e risposta. Perché è l'unico modo, insomma, perché ci sia interlocuzione. Altrimenti, se penso, come mi è capitato di pensare, che invece il dibattito è fatto da una serie di micro relazioni, diciamo così, che non pongono neanche eccessive domande poi a qualcuno, ma sono delle micro relazioni. Francamente io penso che ci sia un diniego delle differenze. La differenza, cioè un diniego tra le domande e le risposte. E questa è la mia premessa. Allora, credo anche, per quello che ho detto ieri, che tutto sommato ogni tanto qualche castrazione potrebbe anche funzionare, ovviamente nel senso simbolico del termine. I moderatori dovrebbero avere secondo me, la funzione spiacevole, perché è sempre spiacevole dire ci fermiamo un attimo. Sì, e io devo dire che a questo punto non so neanche se accontentarti o meno. Lo sapevo. Questo non mi stupisce. Che soltanto io personalmente potrò eventualmente, diciamo, autolimitarmi, diciamo così. Detto questo, la cosa non sposta il fatto della mia soddisfazione per, diciamo, fino a che noi parliamo veramente di psicoanalisi. È stato un colloquio molto, molto interessante, molto interessante. Per venire però rimango esattamente sulla questione, sulla domanda che mi è stata rivolta, che tra l'altro ovviamente ho perso nel frattempo, perché se si creano situazioni di questo genere e se c'è una situazione di parodia di un diniego generalizzato, allora i casi sono due. C'è una gran confusione, perché ci sono moltissimi stimoli, come abbiamo detto, e rispetto agli stimoli ciascuno credo che opera un diniego, chiamiamolo pure fisiologico, per cercare di conservare l'obiettivo dove si è sentito in qualche modo chiamato, no? Però nonostante questo, questa è una possibilità. Io di solito non la uso. Devo dire che preferisco che gli stimoli mi arrivino. Poi, come con il paziente, insomma, noi usiamo appunto il metodo analitico e non sto qua a ripetere cose che giustamente sono state dette anche da Patrizio e da Alberto Semi. Appunto, cioè, dirò quello che, non dico che mi viene in mente così per caso, però c'è qualche elemento che evidentemente è sopravvissuto a degli inevitabili dinieghi, perché altrimenti c'è solo la confusione. Allora, sulla questione, appunto, diniego rimozione mi pare di ricordare, se non... ecco, beh, è una domanda che riassume tante altre questioni che sono emerse questa mattina, molto, molto importanti, molto interessanti, anche sul livello dove agisce il diniego. Sono questioni metapsicologiche su cui dobbiamo ragionare ancora, scrivere, dibattere, eccetera. A me verrebbe da dire questo,
devo dire, con la coscienza così anche di poter un po' delirare forse. Allora, io penso, per rispondere a questa domanda, che c'è appunto un livello di funzionamento, anch'io parlo di livelli di funzionamento, che ci sono sia nello sviluppo, sia all'interno del funzionamento di ciascuno di noi, così come di ciascun paziente all'interno della seduta analitica, che in quanto, diciamo, favorisce la regressione reciproca, permette quindi che si possa anche accedere a dei livelli che possiamo anche chiamare primitivi se non originari. E allora, se noi parliamo dell'originario, come abbiamo detto qualcosa anche ieri, sulla scena originaria, e avendola differenziata dalla scena primaria, credo che in quel punto lì è difficile distinguere rimozione, diniego e rigetto, cioè forclusione. Molto probabilmente verrebbe appunto da chiamarla forclusione se si tratta di diciamo, del fatto che l'infans non può tollerare un eccesso di stimoli, come inevitabilmente, visto il suo funzionamento psichico, ci aspettiamo che accada. E allora a quel punto lì la vecchia dizione di rimozione originaria, a mio parere, dovrebbe venirci in soccorso. Qui dovrei aprire una parentesi molto complicata e non lo faccio perché dovrei parlare per 10 minuti. Non lo faccio. Va bene, Maria? Perché è una questione del pensiero freudiano poco esplorata, però primo stadio della rimozione, che ci fa capire come funziona la rimozione e che però è evidentemente, possibilmente, è chiaro che sembra un diniego la rimozione originaria in sé, se non per quello che produce, perché produce una rimozione secondaria e la produce soltanto nel fatto che c'è un'immissione nel simbolico del soggetto, cioè c'è in quel caso lì la madre, qui c'è Winnicott, qui c'è lo sguardo materno, qui c'è il narcisismo sano del bambino, che dà possibilità a che la rimozione originaria determini altre rimozioni. Come potrebbe determinare altri livelli di diniego, perché anche il diniego probabilmente dobbiamo pensarlo come che si possa agganciare a livelli di funzionamento diversi, fino a diventare anche un diniego fisiologico, diciamo così, perché ciascuno di noi ha bisogno di difendersi fisiologicamente dall'eccesso di stimoli, come ho sentito esattamente questa mattina. Ultima cosa, credo che sia molto importante parlare del parecitatorio, oltre che anche giustamente Patrizio, anche del feticcio, ma qua poi mi smentisco se parliamo anche del feticcio, però il parecitatorio è fondamentale come nozione di autoparecitazione, cioè a un certo punto dello sviluppo il soggetto si fa carico, con l'io naturalmente, di una funzione di protezione, quella che era l'oggetto a dargli nei primi momenti dello sviluppo. Grazie. Marco. Ma sono un po' scoraggiato, nel senso che c'è una rarefazione dell'oggetto tale da continuare a farci immergere in un'atmosfera narcisistica. Perché la parola fiducia non è mai stata pronunciata in 2 giorni? Chi l'ha detta? Brava. Cos'è? Una parolaccia, la parola fiducia? Ecco, cioè mi sembra che ci siamo molto mossi sull'impersonale della sessualità, la scarica come
scarica di una tensione relativa all'autoconservazione, scarica attraverso la zona erogena, ma la scarica attraverso il soddisfacimento non è comparsa, no? E così anche la fiducia implica l'oggetto, mentre la speranza l'oggetto non ce l'ha. I pazienti vengono da noi dicendo che si fidano di noi delle volte, non che vengono da noi per la speranza, perché altrimenti andrebbero a grattare il gratta e vinci, no? Quindi la fiducia, io credo che comunque, anche nelle condizioni più estreme, sia comunque qualcosa che si è sperimentato, per il fatto stesso che uno è sopravvissuto, è stato nutrito, non si è ammalato, è arrivato fino a quel punto. Quindi la traccia dell'oggetto è sempre molto forte e potente. Solo che in molte situazioni si tratta semplicemente di traccia, però questa traccia credo che sia il punto su cui noi incontriamo il paziente, e la possibilità che ci sia uno sviluppo parte proprio anche da questo. Il diniego, sì, il diniego, l'io è un essere di frontiera, sta fra il dentro e il fuori, e Freud la percezione l'ha messa giusto intorno, nell'ovoide, alla periferia dell'io, no? Proprio sta lì, e lì si organizza il paraeccitatorio di cui parlava Enrico prima fornito dalla madre, poi come funzione dell'io. Ma se dal punto di vista quantitativo il paraeccitatorio ha il compito di curare una ferita di qualcosa che lo investe, finisce questa ferita col protrarsi dentro l'io. E quindi se c'è un narcisismo buono e un narcisismo non buono, c'è un diniego buono e un diniego non buono. Il diniego non buono qual è? È quello che divide l'io, è quello che crea la scissione, perché a questo punto il problema diventa che la realtà ha modificato la struttura. Mi fermo qua. Qualcuno vuole ancora dire qualcosa? Voglio dire qualcosa io allora, posso? Ti trattengo, perché sono stata molto contenta della sfuriata di Enrico. Una parola che non è comparsa molto, no? E che è la morte. Cioè, parlo di un tempo corto e quindi arriva un'angoscia di separazione. Quello che deneghiamo soprattutto è la morte, insomma, no? Cioè, il senso della vita ci si chiedeva, no? Il senso della vita, Wittgenstein diceva la vita stessa, però la vita si conclude con la morte. E credo che anche tutte le rigenerazioni o le cose a cui stiamo assistendo sono molto legate al non accettarla. Allora, oltre alla sfuriata, no, anche c'è stato un lapsus, credo fosse un lapsus, di Loredana Betti, che l'ha rimessa secondo me un po' in gioco, perché il discorso di Alberto sul tempo delle ciliegie, che è la nostalgia di un tempo passato, ma un tempo secondo me, no, che penso che lo pensi, che si ricrea sempre nel momento in cui ci si può perdere, no? Lui dice l'innamoramento è la capacità di perdersi, il rischio di perdersi nell'innamoramento o nella lotta, no? I comunardi. Però questo tempo delle ciliegie è diventato a un certo punto il posto delle fragole. Ah, non è un lapsus, no, era, sì, no, appunto è un film, perché non avevo una, ecco, e allora una messa con, sì, è un posto, no, è un posto delle fragole dove non c'è più tempo per la riparazione, no, in qualche modo. E quindi è questo un po'. Però mi sono venute due piccole associazioni che voglio dire, perché mi piaceva molto il discorso
fatto sull'immersione mi è venuto in mente Marion Miller a proposito del discorso che faceva Laura Ambrosiano sulla possibilità di transitare, sulla possibilità di essere a contatto con la vita, no? Cioè quindi con la vita per avere un intimo sapere, no? E mentre parlavi di questo, a me è venuto in mente Marion Miller che parlava dell'immergersi nel proprio sentire, non ricordo benissimo, ma proprio riprendendo quella fusionalità, appunto, sentimento oceanico, come se le proprie vecchie ossa fossero tenute in braccio dalla madre, no? E da lì mi è venuta in mente Anna Freud e il mantello, il Lodenmantel di suo padre, che quando veramente era troppo forse anche irreale, no? Perché non riusciva più a parlare, è rimasta sola, insomma, proprio prima di morire, mentre veniva trasportata con la carrozzella dalla fida, non mi ricordo più come si chiamasse, insomma, che l'aiutava a esistere, si è fatta accompagnare a prendere il mantello di suo padre e se l'è avvolto, no? Quindi a proposito del pare citatorio, certo, e penso che se accettassimo, cioè che il problema grosso del diniego è questo, no? Cioè è la morte, poi tutto il resto è un tentativo di trasformare da passivo in attivo, insomma. È stato 2 giornate piene di fili, secondo me tutte molto belle. Passo la parola, ringrazio tutti. Passo la parola a Patrizia. Qualcuno mi dice di tacere. No, siamo stanchi, credo. Però se avete ancora 2 o 3 minuti, qualcuno di più di sopportazione, 2 o 3 pensieri. Allora, innanzitutto 2 cose proprio terra a terra su come ha funzionato questo colloquio, perché è la prima volta che in un nostro colloquio appaiono così tanti mezzi espressivi. Cioè, secondo me questo merita un pensiero da parte nostra. Noi siamo sedotti da modalità che non ci sono state mai abituali, le adottiamo perché, ma che cosa consapevolmente aggiungiamo? Questo credo che sia molto importante. L'altra cosa, sempre terra a terra, è che è sempre stata tradizione dei colloqui quella di invitare ospiti esterni. Esterni inteso esterni alla nostra cerchia di psicoanalisti. Questa volta non c'era l'ospite esterno. Credo che su questo, forse non tutti, ma almeno noi del Centro Veneto dobbiamo fare un pensiero. Mi verrebbe da dire che era necessario per noi portare un nostro pensiero sull'esterno. Più che invitare qualcuno di esterno a colloquiare con noi. Però è una riflessione che non possiamo lasciare là. Allora io ho buttato giù qualche pensiero per essere conciso, perché altrimenti... Allora io credo che in questo colloquio abbiamo esplorato ampiamente le condizioni interne ed esterne che inaugurano la costituzione di una base solida per affrontare la realtà, i limiti che essa impone, le asperità che devono essere superate. Penso al doversi misurare con i limiti, alla paura e forse anche ad una quota augurabilmente transitoria di disperazione. Intendo interne come difficoltà, riferendomi possibilità da un lato a cosa nei vari momenti della sua vita mette in campo l'individuo per procedere in questa direzione e dall'altro a come ci possiamo rappresentare questa condizione originaria e inaugurale che, pur essendo caratteristica dell'inizio, si deve poter ripresentare sempre nel corso della vita.
Per esterne intendo ciò che deve verificarsi nelle relazioni perché tali processi possano svilupparsi senza essere ostacolati o addirittura impediti. A questo livello credo sia importante sviluppare una riflessione su ciò che differenzia un'intromissione, anche se eventualmente governata da significati inconsci, ma capace di rispettare l'alterità, ed una interferenza su base narcisistica che impedisce lo sviluppo di quello spazio inaugurale necessario per fondare individualità ed apertura verso il reale. Penso che questi aspetti potranno essere affrontati, ma che siano stati ampiamente esplorati e che al riguardo possiamo riconoscerci una buona quota di sapere fondato e condiviso. C'è una questione rispetto alla quale ci sono punti di vista che credo sarebbero meritevoli di approfondimento. Una parte di noi è orientata a supporre che esista una propensione nell'essere umano ad andare verso l'altro e la realtà. Propensione che ha le sue fondamenta nell'esperienza fetale, lo abbiamo sentito ieri, e che trova rinforzo nella capacità dell'ambiente di sintonizzarsi e di presentarsi come appetibile e tollerabile. Credo che tutti condividiamo l'importanza tanto dell'uno quanto dell'altro aspetto. Personalmente penso però che questa dell'andare verso non sia l'unica tendenza presente nell'individuo e suggerirei di creare occasioni in cui si possa approfondire questo aspetto. Ritengo infatti che all'opposto dell'andare verso sia presente in ciascuno di noi la tendenza a ritrarsi, ad evitare l'incontro distanziandosi nella relazione o proprio evitandola. Una doppia tendenza, quindi, che implichi un andare verso la realtà e l'altro fino eventualmente a perdere il confine esitando in una fusionalità mortifera, e all'opposto un ritrarsi tanto difensivo quanto altrettanto mortifero, esitando in un disimpegno dalle relazioni ed una perdita di contatto con la realtà. Tanto il grado di diniego messo in campo, quanto il potersi stabilizzare di un grado di illusione creativa e foriera di novità, quanto infine una dose realistica di speranza, tutti sono necessari, sono meccanismi o fenomeni, a seconda di come li vogliamo qualificare, su cui incidono i diversi equilibri che si instaurano o sono possibili all'interno di ciascuno tra l'andare verso, il desiderare che implica la presenza dell'altro, ed il ritrarsi alla ricerca unicamente di un benessere narcisistico, in questo caso non alimentato dalla relazione e dal rapporto con la realtà, ma che esclude l'altro ed eventualmente arriva a fondarsi sulla costruzione di una realtà immaginaria, che, diciamo, consentendo un appagamento basato su fantasticherie, arriva eventualmente in certe condizioni a costruzioni deliranti. Possiamo infatti raffigurarci un investimento narcisistico capace di sostenere l'individuo senza perdere di vista l'altro, e all'opposto investimenti oggettuali capaci o meno di preservare l'individualità di ciascuno. Si tratta anche in questo caso di aprire una prospettiva di studio che si intreccia strettamente con l'altra che suggerivo. In questo colloquio abbiamo anche indagato possibili strade che l'individuo può percorrere per difendersi dalla realtà, curare e preservare il proprio equilibrio narcisistico. Anche in questo caso, sia il diniego che l'illusione che la speranza sono implicati, consentendo o impedendo la salvaguardia del primo ed un buon rapporto con la seconda. Le potenzialità della comunicazione a distanza, dell'incontro virtuale tra le persone, compreso l'incontro terapeutico praticato in questo modo da alcuni, pongono problemi nuovi che dovremo affrontare interrogandoci su come si stia progressivamente trasformando la realtà psichica, affrontabile o tollerabile da ciascuno,
quanto l'individuo possa giovarsi delle protesi di cui sempre più dispone e quanta realtà aumentata o modificata possa tollerare o essere tollerabile. Dico non solo tollerabile dal singolo, ma tollerata dai singoli rispetto a loro stessi, gli altri, al proprio operare e al mondo. Sono riflessioni necessarie da parte della comunità psicoanalitica perché ciascuno di noi poi è e sarà chiamato a stabilire come disporsi, cosa accettare e cosa respingere, fino a che punto assecondare i cambiamenti e quanto dissentire come propria scelta di campo, e cioè politica. Sarebbe un danno per noi, per la psicoanalisi e per tutti, se non riuscissimo ad utilizzare il sapere che con tanta fatica e impegno sviluppiamo grazie alla nostra attività clinica, mettendolo al servizio del nostro essere cittadini consapevoli. Questi pochi pensieri per salutarvi. A nome anche di Maria, credo che sia da ringraziare tutti